Della Regione Veneto Luca Zaia con il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, consapevoli dell'importanza delle risorse idriche anche per la potenzialità energetica ricavabile dalle stesse, si sono attivati perché i rispettivi enti avviino un tavolo tecnico dove instaurare un confronto proprio sul tema energetico, o meglio, sull'ammontare dell'energia elettrica gratuita che i concessionari di grande derivazione idroelettrica devono fornire annualmente ai servizi sui territori interessati. Una materia complessa che vede norme a livello nazionale che devono accordarsi nel rispetto delle autonomie e dei regolamenti provinciali e regionali. Anche su queste tematiche il dialogo è aperto, cercando soluzioni condivise per rendere l'ambito energetico più efficiente.